posto vi presento Valentina, che riceve per noi i vostri SMS e le email ai numeri e all'indirizzo in sovraimpressione. Allora sentiamo un attimo, prima di fare rispondere l'assessore Martano, non mi sembra che non ci sia questo coordinamento perché vi siete anche incontrati, mi pare, alla stazione marittima l'altra sera. Sentiamo un attimo i telespettatori perché la serata è un po' pesante, diciamo. Fabrizio domanda all'assessore Valente: c'è davvero il rischio che Napoli perda la qualità di patrimonio UNESCO? E ancora Francesco da Torino chiede: solo il Napoli scrive: solo il Napoli può salvare Napoli, forza Napoli. E ancora Elio da Napoli domanda a Lucarello: questo Napoli sinceramente in che posizione si troverà a gennaio? E ancora un grande saluto al padrone di casa, il tifosissimo Gino Patrone da Franco. Sentiamo un attimo anche i telespettatori, vedo Valentina che scrive. Sì, allora chiedete all'assessore Martano perché nel 2005 sono stati spesi 500.000 euro per i 5 sensi senza che l'iniziativa venisse pubblicizzata su internet. Michele Colline, ancora, dottor Patrone sei un grande, noi tifiamo Napoli, i figli del dottor Silvestri. E ancora, il Napoli quest'anno è troppo forte, se non fosse per questo calcio malato saremmo primi in classifica, Enzo. E infine migliori complimenti vanno dati all'assessore al turismo Valeria, sei una donna fantastica e piena di serenità. Staresti meglio in Regione Campana, un bacio da un ragazzo della provincia di Salerno, vieni a Salerno, staresti meglio. Sentiamo un attimo Valentina ancora perché stasera scrive ancora, poi sentiamo anche voi. Anche se siamo in last minute. Chiede all'assessore Martano perché sul sito costiera.it, costato milioni di euro in pubblicità Rai e Mediaset, non c'è uno straccio di video che pubblicizzi alberghi, ristoranti, ma solo indirizzi e numeri di telefono. E ancora all'assessore Valente, Mariano da Napoli, alcune stazioni della metropolitana dovevano concludersi nel 2006, finiranno mai almeno per il 2013 con i nuovi fondi arrivati dall'Unione Europea? Alessandro da Napoli scrive: preoccupazione per la questione sull'ingaggio Lavezzi, Lucariello, come si risolverà la faccenda? Patrone sei un grande. E ancora, dottor Patrone, grazie per le future attività sportive del CRAL ASL Napoli 1. Infine Luciana ci scrive: altro che turismo, i turisti verranno a Napoli a vedere Lavezzi, solo così ci salviamo. Però sentiamo Valentina, lo so che dopo mi farai una parte, sentiamo sì. Valentina. Luigi Snichelotto chiede prospettive di Alitalia aeroporti del sud, futuro di Caremar e Porto di Napoli. Ci sono ancora SMS? Siamo agli ultimi secondi praticamente, vai? Si domandano: ma le magliette di Lavezzi che regalate, che state regalando, ve le porta Marino perché il nostro campione sta per essere ceduto per problemi di stipendio? Un saluto a Michele.